Italia, arrivederci. Sono le navi del secondo scaglione di truppe avviate in Somalia per fiancheggiare la nostra amministrazione. I soldati vedono profilarsi sull'orizzonte i paesi che da ragazzi avevano sognato sugli Atlanti. C'è una particolare nostalgia degli italiani, per sempre espressa dal canto verdiano: ai nostri monti ritorneremo. La vita di bordo ha le sue risorse, particolarmente apprezzate di mano in mano che col calare della latitudine cresce la temperatura. Uno speciale stato d'animo accompagna questo viaggio. Questi sono uomini che vanno a dimostrare di che cosa siano capaci gli italiani quando hanno un incarico internazionale. Canale di Suez, confronti fra il vero e una fama quasi leggendaria. Si naviga in contromarcia col treno, quasi dentro la terraferma. Quando si tornerà a casa ce ne sarà da raccontare per tutta la vita. E adesso appare adagiata sulla riva una città bianca come un miraggio. Industriose avanguardie da Mogadiscio arrivano le barchette dei mercanti. Per contrattare non occorre sapere la lingua, basta l'aritmetica delle dita. Il ponte si carica di piccoli acquisti, mentre le stive cominciano a scaricare il materiale con cui l'Italia accompagna i suoi figli. Somalia, Mogadiscio. Qui sbarcarono i padri e i fratelli maggiori e vi lasciarono degli amici. Tocca ai più giovani adesso. Sapranno ricementare quelle amicizie.